Mister Cotroneo, una bella vittoria Iglesias, nonostante l'Iglesias decimato dalle squalifiche, un campo difficile, una gara difficile, l'avete chiusa con l'uomo in meno, stringendovi attorno a quell'1-0, ho preso coi denti perché sapete che questa è una fase delicatissima del campionato e sono 3 punti pesantissimi. Assolutamente, i ragazzi ci eravamo detti che questo è il periodo dove si vincono e si perdono i campionati, questo periodo qui, e quindi fare i punti in questo momento vuol dire staccare le avversarie. Questo è successo anche perché, come noi abbiamo fatto un passo falso 2 settimane fa a Barisardo, una partita l'avevamo in pugno e poi invece l'abbiamo pareggiata, non siamo riusciti a rifare gol, e oggi è una partita difficilissima, una squadra importante che per certi versi non ci ha messo grande difficoltà perché avevano anche delle mancanze, però insomma hanno combattuto con grande onore fino alla fine e questo ci ha dato il merito. Una gara messa in discesa, se così si può dire, dal gol iniziale di Madero, la solita soluzione sui fari laterali che avete, sfruttate perché un pezzo forte è vostro. Beh, diciamo, abbiamo queste caratteristiche, cerchiamo di sfruttare tutte le caratteristiche importanti che hanno questi ragazzi. Quello del fallo laterale e della fisicità in area di rigore avversaria è una cosa nostra prerogativa, dove sfruttiamo quando ci capita e in momenti difficili. Però è pure vero che poi potevamo raddoppiare anche 2 o 3 volte e quindi, però diciamo che ecco, diciamo, il risultato tutto sommato combattuto, ma mi sembra alla fine abbastanza giusto, insomma, mi sembra che la vittoria ci sia, insomma. Si chiede sempre all'Ilva di essere bella, però poi si vince anche col pragmatismo e soprattutto capendo che in un campo del genere è difficile fare bel calcio. Assolutamente, ma io quelli che chiedono questo sono quelli che forse capiscono poco di calcio. Io ho rispetto di tutti, ma nel calcio l'importante è fare il risultato. Poi quando tu giochi una partita e non al massimo, ma porti via sempre la vittoria, vuol dire che qualcosa di buono questi ragazzi stanno facendo. Quindi mi sembra che giocare bene è sempre... Non so cosa significa giocare bene, io sono in mezzo al campo da 40 anni, 25 anni da calciatore, e quando vincevo non mi chiedevano come giocavo, avevo vinto, punto. No, anche perché poi se si vince con troppi gol, ma assolutamente. poi sì, c'è la squadra avversaria, non c'è, non si danno i meriti. Noi siamo una squadra che crea molto, a volte riusciamo a chiudere le partite, a volte no, e quando non ci riusciamo ovviamente c'è l'avversario che cerca di recuperare il risultato e a volte ti può mettere in difficoltà, questo è la legge del calcio. E siccome avete fatto tanti 1-0, anche quello è un grosso pregio. Assolutamente sì, una squadra quadrata che sa quello che vuole, quindi ecco, nei momenti importanti hanno un grande carattere e questo viene fuori. Un momento decisivo, soprattutto giornata decisiva, perché oggi altri 2 punti li mettete fra voi e la prima inseguitrice. Questa è veramente stata importante, anche perché la Villa Simiosi, ora ci sono un sacco di scorti, è una squadra che in questo momento è in grande condizione fisica e quindi merito alla Villa Simiosi che è andata a fare risultato a Tempio, ma dobbiamo giocarci anche noi, quindi anche con noi sarà una partita difficile, quindi è un campionato molto difficile e quindi cerchiamo di fare più punti possibile per staccare le seconde. È un campionato per il quale non bisogna mai abbassare la guardia. Arriva il Sant'Elena che non ha vinto oggi lo scontro diretto e quindi sempre da curare con assolutamente sì, qui non abbiamo una partita semplice. Io non mi ricordo fino ad oggi aver fatto una partita semplice tra campionato e Coppa Italia, quindi ogni partita bisogna combattere, bisogna meritare, bisogna guadagnare e quando ci riusciamo bene, quando non ci riusciamo ci prendiamo quello che ci dà il campo. Ed è bello vincere così, con la sofferenza, ma c'è il gusto. Assolutamente sì, assolutamente sì. Grazie mister, tanti complimenti e in bocca al lupo. Grazie, crepi il lupo, saluti.